Due uscenti, il capogruppo Angela Galvano e Salvatore Lauricella, giovani professionisti, imprenditori, disoccupati, ma anche due agrigentini acquisiti per via ormai della loro lunga permanenza in città. Ecco la lista dei candidati al Consiglio Comunale del Partito Democratico in corsa per le amministrative a Palazzo dei Giganti. È stata presentata questa mattina. Una lista ben assortita che a nostro giudizio corrisponde alla stratificazione demografica e professionale della città, quindi rappresenta bene la città di Agrigento. E il deputato nazionale del PD nel suo intervento non ha risparmiato critiche politiche al suo amico Totò Pennica. Lui ha detto capo di casa il candidato del centrodestra. Al suo fianco ci sono PDL, Grande Sud, PD e la destra. Non si può prendere in giro la gente, ha tuonato capo di casa, che ha puntato l'indice anche contro l'uscente Zambuto. Poi ha tessuto le lodi a Mariella Lobello, presente all'incontro. Una lista che vuole, insieme al candidato sindaco e alla sua giunta, puntare al governo della città, e quindi rispetto a questo oggi affronteremo insieme anche i temi del programma ed insieme ai temi del programma anche guardare a quella che è l'intera coalizione, sapendo che questo da programma condiviso deve diventare progetto condiviso e governo condiviso. E scorrendo le immagini salta agli occhi ovviamente la presenza del segretario regionale del PD Giuseppe Lupo, ma anche l'assenza di Benedetto Adragna. I più maliziosi pensano che il senatore, attraverso l'operazione Luparello ex PD, giri nell'orbita Zambuto, ma Lupo respinge questa ipotesi. Credo che il senatore Adragna contribuirà, ovviamente, essendo un senatore del Partito Democratico, all'affermazione del risultato della lista. E sulle amministrative di Agrigento Lupo parla di svolta. Qui ad Agrigento, in particolare, dove serve qualità dell'azione amministrativa e politica, dove bisogna chiudere col passato, dove serve discontinuità forte, dove serve una svolta, la svolta che Mariella Lobello certamente saprà assicurare. Lei lascerà dopo le elezioni? Io il 27 maggio mi presenterò all'Assemblea regionale del partito, disponibile ad affrontare un dibattito che ovviamente possa anche vedere il sottoscritto rimettersi in discussione per l'interesse del partito, e come sempre ovviamente l'Assemblea è sovrana e farà le proprie scelte, e a quelle scelte ovviamente mi rimetterò.